Fu pittore, architetto, grafico? No. Amava lo spazio, tanto da volerlo inscatolare, fosse anche in una sfera, e guardando il mondo dall'alto spesso lo vedeva deformato. Le persone tutte eguali, e scendendo a volo basso, la distanza paradossalmente cresceva. Osservate la donna che scende un ponte di un improbabile Kashfa. Tra gli archi dietro di lei si intravede una città lontana nello spazio e nel tempo, probabilmente medievale, con una griglia che s'affianca al vaso sul sottostante davanzale. Proviamo a salire la scalinata di destra. L'alzata è bianca ed il gradino nero. Sicuri? Scendiamo con gli occhi per capire perché un muratore sale con una lastra sulla spalla. Dove si poserà mai la scala? Su una stanza sospesa. Spostiamo subito gli occhi a sinistra della colonna e scopriamo che la gradinata è un largo pilastro di sostegno che prosegue a destra su un ponte senza balaustra, ma tornando ad osservare la donna con il cesto tutto torna normale. Magia? Illusionismo? Tentiamo di capire dal Belvedere del 1958. A prima vista è tutto perfetto, coerente, regolare, ma osservate la griglia di destra. La cella è più stretta della prima loggia aperta, che con colonne sostiene quella superiore. Guardiamo i costruttori, che temiamo siano dei burloni. Non c'è dubbio che la scala poggi sul lato frontale dell'impossibile edificio. Tuttavia, se l'occhio nell'indagare inizia dall'uomo con martello e pennacchio, la colonna quinta, contando da destra, poggia sulla balaustra a destra del balcone. Vi fidereste di salire in alto, ignorando dove esattamente si infila la colonna terza contando da sinistra, ossia oltre la seconda o dietro la testa del pagliaccio che sorride al nostro disagio? Forse l'olandese non è volatile, ma un geco che, appiccicandosi dove vuole, vede due persone scendere dai lati opposti della stessa scala senza rovesciare bottiglia e bicchiere. Una donna seduta su una panca di un solido pavimento a precipizio sulla parete ed il vaso in alto. È esentato forse dalla forza di gravità? Esker nasce il 17 giugno a Leeuwarden, in Olanda. Giovanni Battista Piranesi nacque a Mogliano Veneto il 4 ottobre 1920 e con le sue prigioni e rovine, per quanto analoghe nell'ingarbuglio dei saliscendi, mai ci inquietò quanto l'olandese. Invero, la tecnica del fish eye l'avevamo vista nell'autoritratto allo specchio del Parmigianino, ed i suoi arabeschi furono ispirati dai mosaici dell'Alhambra, e l'ambiguità nelle disposizioni delle colonne era già nel Lorenzetti, ma era un errore prospettico. La minuzia delle costruzioni di Esker sono perfezioni geometriche, frutto di una osservazione professionale che nel mondo visibile riconosce le molteplici possibilità. Ci ricorda che nel 1909 esce l'analisi dei sogni di Carl Gustav Jung, che, in quanto a visioni traslate in immagini, contenute nel Das Rote Buch, non è secondo nessuno. Ma di queste ne parleremo con calma
Esker ci perdonerà.